Si accendono le luci dell'autostart, il che vuol dire che si sta per partire per questo sesto impegno serale. Premio Hotel Mare Pineta Milano Marittima, dotazione 8.800 euro, riservata a femmine europee di 3 anni, vincitrici da 5.000 a 15.000 euro in carriera, 1.660 metri da percorrere. Il campo dei partenti si è ridotto di un'unità e le andiamo a leggere. Con il numero 1 Ilona Staller Treb con Lorenzo Baldi, il numero 2 è ritirato ed era Hilary Fox, il numero 3 è Iside JCP con Daniele Montanile, il numero 4 è Isotta VV Roberto Vecchione, 5 Indiana di Casei Marco Stefani, 6 AM Comet Manuel Pistone, in seconda fila Itaki Jet Gaspare Loverde, 8 Itica DVS Francesco Facci. La macchina sta accelerando, si chiudono le ali e si parte. Prova ad andare davanti a tutti come previsto Indiana di Casei, cosa che succede quando neanche siamo ancora entrati nella prima piegata. Quindi Indiana di Casei leader davanti a Isotta VV, dietro di loro Ilona Staller Treb e altri che già rimangono a destra quando arriviamo ai primi 200 metri di corsa, che sono trascorsi in 14,8. Un piccolo strappo iniziale, niente più per Indiana di Casei, la favorita della corsa, che è nella prima posizione. A destra si forma la colonna con Easy di JCP assolutamente numero controvoglia 6, la leader di questa corsia a squalificato. destra, e dietro di lei abbiamo Francesco Facci con Itaca DVS. 33 per i 400 metri, 15,5 in rallentamento il passaggio dalla retta delle scuderie, e Marco Stefani, come vedete, tiene ovviamente le spalle indietro perché non c'è motivo di scappare via. 46,8 per i primi 600 metri. Roberto Vecchione segue in seconda posizione con Isotta VV, alla sua destra abbiamo Iside JCP, sotto Iside JCP abbiamo Ilona Staller Treb e poi l'ultima pariglia formata dal numero 8 e dal numero 7. Chiudiamo gli 800 metri in 1 e 2, assolutamente fattibilissimi per questa categoria, mentre come vedete abbiamo perso IM Comet che non è più della contesa. Ci stiamo per avvicinare al chilometro e il chilometro ci racconta che è stato superato, è passato in 1,17,7 come media e nulla è cambiato. Indiana di Casei è davanti a tutti e ora ovviamente incomincerà a menare le danze per provare a scappare, anzi non ha interesse scappare perché si può anche tenere il gruppo tutto bello unito e dare tutto negli ultimi 400 metri che iniziano adesso. 14,7 è la retta delle scuderie, i 200 metri percorsi, e ora si va nella curva. Incomincia ad andare in difficoltà Easy del JCP, arriva alla sua destra Itaca DVS, Marco Stefani tiene tutto sotto controllo, 15,5 di assoluto controllo per la curva e ora lancia tutto. Go 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 per Indiana di Casei che si isola al comando, la segue solo Isotta VV a distanza. Per il terzo posto se la giocano Ilona Staller Treb e Itaca DVS e sarà lavoro della giuria. 1,16 la media chilometrica dopo una chiusa molto forte in 29,3, 2,06,1 per il totale della corsa per la vittoria di Indiana di Casei, Marco Stefani per Mauro Baroncini, che portano a casa questo successo per questa femmina da Marraja che vince davanti al numero 4 e poi una fotografia tra il numero 8 e il numero 1.